Ecco Toni, non voglio farti sviolinate, ma io ti ho conosciuto quest'oggi, sei davvero un grandissimo personaggio, sei un imprenditore affermato, sei però non so neanche come descriverti, perché hai l'entusiasmo che trascina e questo è molto importante. Tra l'altro mi dicevi che a breve a Sanremo ci sarà un grande evento, stai organizzando, insomma, mi hai anche invitato e verrò con molto piacere. Certo, dietro c'è, diciamo che si potrebbe scrivere un libro da dove nasce il Team Monti, perché sono tutti piccoli aneddoti che sono accaduti negli ultimi 2 anni e quindi l'avvicinamento mio a Riccardo Magrini nasce proprio dalla prima edizione di questa manifestazione canora organizzata da Zanoni, la grande maglia nera del Giro d'Italia, insieme a Riccardo Magrini lo scorso anno, dove c'erano le vecchie glorie del mondo dello sport che cantavano e con una giuria. L'anno scorso la vinse proprio il mio team manager Riccardo Magrini con una canzone di Diana Celentano. Quest'anno ho proposto io a Bruno Zanoni e a Riccardo Magrini di essere io lo sponsor di questa manifestazione, e per fare le cose in grande, perché ci piace fare le cose in grande, non siamo più andati a prendere una location normale, ma abbiamo voluto volare in alto, perché ci accompagna la canzone di Domenico Modugno, Volare Volare, io l'ascolto quasi tutti i giorni, e abbiamo preso il Teatro Ariston di Sanremo. Quindi quest'anno al 28 di novembre ci sarà questa seconda edizione di questa, adesso non mi viene il nome, la manifestazione che si chiama, chiedo aiuto, Campioni Canzoni. È giusto chiedere gli aiuti, perché di diretta le normalità sono queste, no? Perché sennò sembra tutto calcolato, no? E quindi quest'anno la sponsorizzo io, quindi il Team Monti al Teatro Ariston organizza, con la collaborazione del Comune di Sanremo, dei Lions di Sanremo e con la grande direzione artistica di Riccardo Magrini, su un progetto di Bruno Zanoni, questa manifestazione, dove ci saranno fior di campioni, da Ghedina, Sara Simeoni, a Beccalossi, a Os, ci saranno alla giuria Annibali, Altafini, insomma adesso i nomi non me li ricordo tutti, però chiedo ufficialmente a chi è delle vicinanze di Sanremo di venire numerosi, perché voglio dire una cosa, perché la faccio, e qua scopro le mie carte, perché tutto l'incasso sarà devoluto. L'anno scorso l'abbiamo dato al Centro Tumori di Milano e quest'anno lo daremo a un grande istituto torinese, sempre per la ricerca sulle malattie dei bambini. Noi facciamo questa manifestazione seriamente per dare un sorriso a chi ne ha veramente bisogno.